Dopo una partita quasi perfetta, ma maledetta dal dio del calcio, la Goldbet Calcio 8 vuole lo scatto d'orgoglio per dimenticare la sconfitta con il Cotton Club. Dall'antagonista dei campioni d'Italia del recente passato ai rivali di oggi che svittano sulla punta più alta della classifica, la Roma Calcio 8 Green Club che quella posizione proprio non la vuole abbandonare. Amici di Fanner, benvenuti a Sport City, il big match dell'8ª giornata di Serie A. Quasi tutto pronto per l'inizio della partita, Roma che attaccherà da sinistra verso destra, in maglia giallo-verde, risponde la Goldbet da destra verso sinistra, in consueta maglia bianca, partita delicatissima per le sorti del campionato, tutto pronto per l'inizio. Bogolini subito a calciare in porta con facile preda del numero 99 della Goldbet. Si può ricominciare da dietro. Ancora palla tra i piedi di De Bernardo e l'appoggio all'indietro, il lancio è profondo, a centrocampo c'è spazio, Galassi prova a farsi largo con una spallata, il tocco all'indietro, ancora Galassi, c'è una sovrapposizione di il terzino. Si ferma proprio lui, il pallone verso Tubani che si vuole preparare a calciare, ancora le sue consuete finte che non si concretizzano e il rimpallo a favorire poi il rimessa laterale, bravissimo Cortese ad andare in rimessa, far carambolare il pallone, ora pallone delicato verso Para che di testa manda fuori il pallone. Ancora in fase di impostazione qualche problema, la Goldbet può usufruire di un pallone importante da quella parte, Galassi scodella al centro, spazzato poi tutto quanto e c'è Pantaleoni in controllo, passa tutto ancora da un giro palla strepitoso da parte della Goldbet in questi minuti. È sceso andare a prendere il pallone Tubani, non buono il doppio controllo, c'è Rossini che se la prepara, Rossini Di Bernardo in due tempi. Galassi se ne porta a spasso un paio, ce la appoggia all'indietro, ancora giro palla della Goldbet. Garofalo che fa il pendolare qui sotto la nostra postazione, cercare uno smarcamento e ora lancio profondo, ancora un controllo un po' difettoso, facile perda del centrocampo della Roma che va a lavorare rapidamente con il numero 4, stesso Golini che ha provato a smorzare così la partita dal calcio d'inizio. Macri, tutto di prima, ancora per Ugolini, porta il pallone, due squadre molto compassate, lascia l'incombenza a Stefano Mosciatti, allargata a centrocampo, scende ancora Macri, Ugolini può portarla, va al traversone potente al centro, c'è Pantaleoni che svetta, bene, va a recuperare il pallone, appoggio poi all'indietro, tocca ancora a centrocampo, Galassi verso Garofalo, il tocco ancora all'indietro, in verticale, tutto di prima, meravigliosamente bene la Goldbet, il tiro che finisce fuori di Galassi, ma buona azione tutta di prima. Fatto bene la sponda Roversi, questo è un tema frequente negli schemi offensivi della Goldbet, palla lunga verso Roversi che va a fare la sponda per l'inserimento dei centrocampisti, Tubani in primis che ha dimostrato di avere dei tempi di inserimento strepitosi e una conclusione importante. Ora si complica un po' la situazione da sola la Roma da quella parte, si riparte da una rimessa
rimessa corta, poi viene spazzato il pallone lontano, aveva smorzato bene Ciubi da quella parte che ora va a ricevere sulla sinistra, a puntare l'1 contro 1. Intervento strepitoso ancora da parte del numero 5, un Pantaleoni che sta dando i ritmi del centrocampo in questi primi minuti. Fa fatica Galassi a tenerla e a verticalizzare. Gioca un po' più spostato nella tre quarti avversaria il numero 10 della Goldbet. Ha già messo 2 palloni interessanti. Occhio che a pallonata questa viene qua, Attenzione, le sradica proprio Galassi per Tubani che va in serpentina. Opara, poi ancora Tubani che la manda alta su un'ingenuità pazzesca della Roma. Questo proprio nei primi minuti di questa partita, un errore importante, ma giocano praticamente con 2 centrocampisti offensivi. La Goldbet va sicuramente a sfruttare il possesso palla con palloni girati verso il carro armato Roversi. C'è ancora spazio per andare ad offendere. In verticale il passaggio è perfetto tra le linee, ha provato proprio Galazzi a ricevere. La Roma può distendersi centralmente, il lancione è profondo verso Rossini. Il controllo ancora dell'attaccante del capocannoniere della Roma che guadagna un calcio di punizione preziosissimo. È uno schema con 3 giocatori. Pallone verso Mosciatti con il sinistro De Bernardo. La manda in corner con i pugni. Sarà ancora calcio d'angolo per la Roma. Traversone potente al centro. È andato via con la testa. Attentissima la difesa della Goldbet in questi primi minuti. Il possesso però ancora della Roma. Exubi allargato qui, c'è spazio per andare ancora alla conclusione. Ugolini l'ha fatta partire, non è sceso però il pallone, calciato con la parte esterna del piede. Pantaleoni. Può ancora salire il giro palla della Goldbet, poi la verticalizzazione rapidissima con Tubani, che giocata mostruosa di Tubani sul secondo palo. Opara con i pugni da fuori, c'è ancora un'opportunità. Poi Tubani va con il destro, ancora deviato, poi messo fuori. E da sinistra vuole ancora il controllo, Pantaleoni la tiene lì, un sinistro al centro dell'area, toccato e sarà calcio d'angolo. La pressione della Goldbet. Traversone al centro, palla che sfila via, Pantaleoni la finta, se la sposta sul mancino e a giro. Ancora Opara in calcio d'angolo. Secondo corner consecutivo per la Goldbet, va al traversone potente, sfila ancora esattamente come prima la fotocopia Pantaleoni, questa volta un po' più defilato, va di forza via un avversario anche al secondo al centro, con la palla che dà l'illusione del gol, ma esce sull'esterno della rete, sarà ancora calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo consecutivo per la Goldbet che sta chiudendo la Roma, traversone al centro sul secondo palo, ancora messa fuori. Pantaleoni dentro verso Roversi, la sponda Galassi, la girata tutto verso Garofolo, traversone basso, non filtra, ancora la Roma che può usufruire di un contropiede. Ben piazzata anche la Goldbet, la palla che sfila però da quella parte, pallone verso Stefano Mosciatti, intercettato bene dalla Goldbet. Ora Garofalo protegge la sfera da quella parte, vuole dare l'arrivo di un compagno, è stato bravissimo Mosciatti a rubarla da quella posizione. Rossini, lancio per lui anticipato però, ed è ancora Roversi, di forza il carro armato là davanti.
Il cross è basso, preciso, all'interno dell'area di rigore c'è spazio per andare a calciare, svirgolato da Galassi, Opara non la tocca neanche, la guarda uscire. Occasione insidiosa questa per la Goldbet, ha provato a calciare il numero 22, sbraglia. Ancora lancio profondo. Ancora Goldbet a macinare gioco da quella parte. Allargato tutto Sterbini da Galassi. Ancora possesso palla con Galassi più arretrato, con l'inserimento di Sbraglia in avanti e Garofalo all'indietro. Ancora verso Sbraglia, il pallone in verticale che non filtra a sufficienza, però la Goldbet non dà punti di riferimento davanti. La rimessa battuta corta, provate a proteggerla lì con qualche difetto, poi Sterbini, tutto passa tra i suoi piedi, il lancio profondo, la sponda, Roversi, Tubani, si avventa Tubani! Palla fuori di un soffio, calcio d'angolo. Quinto calcio d'angolo del match per la Goldbet, scatenata sui calci piazzati, traversone al centro, svettano in due alti, questa volta la sfera non arriva a Pantaleoni ma c'è Tubani che la recupera, la serpentina ancora di Tubani in mezzo a due, provate a penetrare ancora a fondo ma ancora la Goldbet a chiudere tutto, Galassi dentro in verticale, difende molto bene la Roma, XUB, va ad andare via in mezzo a due avversari, la scivolata precisa. Ancora bene sfera allargata con il possesso reiterato da parte dei giocatori in maglia bianca, Sterbini, palla smistata verso Pantaleoni e si dimentica del pallone lasciando l'ex-UB, pericolosissimo il lancio verso Rossini, non esce De Bernardo, Sterbini controlla tutto però farà carambolare il pallone sull'attaccante e guadagna una rimessa laterale preziosissima, battuta corta. È ancora rapido, Pantaleoni con la punta riesce a prolungarla, c'è proprio Tubani, numero di Tubani con il tacco a liberarsi di un avversario, ancora Tubani, lo scambio rapidissimo, il tocco largo, c'è spazio, si può ancora avanzare centralmente, poi ad allargare la difesa della Roma, molto compassata, molto chiusa, che cerca ora di ripartire in contropiede. Mosciatti attacca da destra verso sinistra, taglia il campo l'attaccante esterno, il tocco verso Macri, allargato verso XUB, il destro con De Bernardo che tocca il pallone, sarà calcio d'angolo. Viene fischiato anche il primo time out del match dopo 13 minuti. La partita può ricominciare con un calcio d'angolo in favore della Roma. Traversone potente al centro, messo fuori, ancora ad utilizzare il pallone. La Roma ha un altro cross al centro, Pantaloni con il petto rischiando qualcosa, ma l'autorità in area di De Bernardo è stratosferica, la prende e la lancia rapidamente verso Roversi che va a fare a sportellate, la sponda di testa meravigliosa. Per ancora il controllo e il pallone allargato precisamente, però è Rossini ancora sul palleggio, Macri e la Goldbet recupera un altro pallone, Roversi e può salire tutto con Pantaleoni, Sterbini, Pantaleoni, la porta lui, si ferma perdendo un tempo di gioco, fatta carambolare rischiando tantissimo su XUB che è andata a pressare alto insieme a Rossini. Sterbini ora allarga tutto, mette un po' di ordine verso Garofalo, ancora Sterbini, sale palla al piede, il centrale deve salire per liberare il passaggio di uno dei due intermedi di centrocampo, ma la Roma a recuperare la sfera con Macri che allarga tutto per XUB, l'1 contro 1 con Pantaleoni, ancora lui, Macri, il sinistro, De Bernardo, il riflesso, un altro rimpallo con la conclusione che finisce alta.
Dai, Tubo! Vieni, Rita! Vieni! Come adesso, come fatto adesso? Oh, non ci allunghiamo però, State a vedere, oh! Ancora lancione profondo, Roversi, la sponda di testa a indirizzarla perfettamente sul fronte destro. Pantaloni si fa anticipare da un ex QB rapidissimo che va a giocarsi l'1 contro 1, converge, messo a terra. Sarà calcio di punizione. Una a destra e una a sinistra, come mette la barriera? Una a destra e una a sinistra. Sarà calcio di punizione, zona molto pericolosa, tantissimi potenziali tiratori. Ugolini che sistema il pallone, probabilmente più per un destro quella posizione. C'è Ugolini, c'è Mosciatti, c'è Macri. C'è anche Pauliello sul pallone. Tocco verso Ugolini con il destro De Bernardo con i pugni. Ancora contesa e poi calcio di punizione. Giusto, dai, vieni dietro, Rosso! Vieni dietro, Rosso, stretto, Rita! Galassi, Colbert che può respirare dopo qualche minuto di affanno. La partita è bellissima, equilibratissima. Galassi ha perduto da destra dove c'è Pantaleoni, il destro, ancora contrato da un'attentissima difesa della Roma. C'è Kshubi da quella parte, molto più veloce ma meno fisico rispetto a Pantaleoni. L'esterno della Colbert può sfruttare la sua fisicità. C'è una traversone al centro, Roversi prova a girarla. Opara controlla tranquillamente e la blocca sicuro, pensa poi a giocarla vicino. Deve aspettare l'arrivo di qualcuno, ma non troppo. Lancia in profondità, Sterbini va al duello con Rossi che con il petto la stoppa, ma commette anche fallo spingendo l'esperto centrale della Goldbet. C'è una differenza anche di fisico tra i due. La Sterbini si fa valere con l'esperienza, sicuramente con una rapidità di esecuzione. È proprio Sterbini a portare palla, allargato verso Garofolo. Dentro il pallone è buonissimo, può ancora andare alla conclusione Roversi, il palo, Tubani poi, il sinistro para, e ancora la ribattuta, la palla che rimane lì e l'arbitro non concede un calcio di rigore che viene reclamato con insistenza. Brutto spavento per la Roma che ha rischiato tantissimo in questa occasione. Non è stato concesso un calcio di rigore che era proprio reclamato dai giocatori della Goldbet. Ora Rossini ha allargato tutto, sbagliando però il palleggio da parte di Tubani che va anche a ringhiare. Non commette fallo, il direttore di gara che lascia giocare molto. Da destra può ancora avanzare il numero 4 della Roma, Ugolini. C'è Galassi, però ha recuperato tutto, taglia il campo allungandosela troppo, ma guadagna lo stesso una rimessa laterale molto preziosa. Partita ancora in bilico dopo 19 minuti, parità sostanziale sotto tutti i punti di vista. C'è Pantaleoni che taglia tutto, ha allargato verso Garofolo. Ancora tutto largo dall'altra parte, c'è spazio per andare ad offendere, palla dentro verso Roversi che non è andato incontro al pallone. Il passaggio è stato di sbraglia. Sarà semplice rimessa per la Roma che può andare centralmente con due tocchi. Ma la pressione della Goldbet è comunque importante, ricordiamo con ben due centrocampisti offensivi alle spalle di Roversi. Qualche secondo di pausa per le due squadre, ritmi veramente molto importanti. La Goldbet ora la ammortizza così, cercando anche di rifiatare
Dopo dei minuti che sono stati infuocati, Sterbini sbraglia il tocco di esterno leggermente impreciso, poi bravissimo in anticipo lo stesso Sbraglia, va a ringhiare, guadagna un calcio di punizione. Apriamo sto campo, regà. Distanza importante, ma va Pantaloni potentissimo al centro dell'area. Forse una spinta. L'arbitro lascia proseguire. Ancora Goldbet, tutto a due tocchi, palla che rimane in campo, Garofalo sbraglia all'indietro, ancora sbraglia. Va a scodellarla verso la sponda di Roversi con il petto. Tutto di prima, poi ancora passaggio all'indietro. Galassi dentro, ancora Roversi meravigliosamente bene. Poi Pantaleoni, Galassi con l'esterna a dare qualità alla manovra nella metà campo offensiva, ma il contropiede Xhubi lo va a concretizzare verso Rossini che non riesce a controllare all'interno dell'area di rigore. Occasione ghiottissima per la Roma che non la sfrutta. Sterbini, Pantaleoni, Galassi ha allargato tutto verso Garofalo, non controlla bene Mosciatti, ma la Goldbet ancora a fare possesso palla. Garofalo all'indietro verso Sbraglia, De Bernardo, sciabolata tesa profonda, ancora il difensore a spazzarla via. Galassi la mette giù con qualità e elude molto bene anche l'intervento di Rossini all'indietro. Il tocco ancora verso Sbraglia che porta palla. Sterbini, sarà ancora il centrale, Pantaleoni, ancora Sterbini, Sbraglia, è largo, Garofalo ancora Sbraglia, allarga il campo Garofalo, l'ampiezza della Goldbet e il colpo di testa di Roversi con i riflessi di Opara. Reclamata anche qui un calcio di rigore, il solito Opara a lanciare verso Xhubi di testa. Perso il duello con Sterbini, sarebbe potuta essere un'occasione importante dato che Rossini era dietro proprio il numero 6 della Goldbet. Ora Galassi prende ancora ampiezza la Goldbet con Garofalo, Galassi ci pensa, lo scarico è corto. Roversi è andato a scendere per fare possesso palla nella metà campo offensiva ed è proprio Roversi a girarla con Opara attentissimo e la Roma può distendersi perdendo una palla sanguinosa lì. Tubani c'è dentro, Roversi da solo, riceve lui, Roversi fa 1-0 Goldbet dopo 24 minuti. Dai, inizia, va bene, va bene. Bravo Dirlo, bravo Tubo. Goldbet in vantaggio, la Roma che prova ad andare subito a replicare con la conclusione della lunga distanza, subito contrata, ma la Goldbet ha giocato alla grande in questo primo tempo, partita che adesso diventa più bella, più aperta. È entrato anche Klaus Seferi, l'appoggio verso Rossini, Seferi si tuffa sul pallone, non la prende lì, la partita diventa infuocata. Seferi va in dribbling, Klaus Seferi se la porta fuori però. Goldbet che ora continua ad attaccare, lancia verso Roversi e l'appoggio prova a far tutto di prima la Roma, ma la Goldbet occupa veramente molto bene il campo. Pantaleoni va a verticalizzare improvvisamente un colpo di tacco un po' pretenzioso da parte di Sbraglia, l'ha regalata agli avversari, ma ancora un Galassi che va a recuperare palloni, buono per Tubani, il gioco di gambe, scivola ancora sul pallone umido che solca quest'oggi il terreno di Sport City, fa veramente molto freddo, ma c'è ora Seferi, va l'1 contro 1 Seferi,
La finta di Klaus Seferi e ora viene fischiato calcio di punizione per un fallo commesso da Macri. Viene fischiato anche un minuto di recupero in questo primo tempo. Una partita veramente molto molto bella, molto molto equilibrata. Si accenderà senz'altro nella ripresa con la Roma che non ci sta a perdere questa partita, con il Cotton Club a ringhiare alle spalle dei giallorossi. È un'opportunità questa veramente molto importante per la Roma di dare continuità a questo campionato. La Goldbet d'altro canto vuole invece vendicare la sconfitta subita proprio con il Cotton Club nella rocambolesca partita della settimana scorsa proprio qui a Sport City. E Sterbini che ora va a toccare verso Sbraglia, c'è ancora Sterbini a ricevere. Tocco corto verso Galassi che scende a prendere il pallone. Ancora Sbraglia. Ci pensa, poi Galassi. Sbraglia. È lungolina, passaggio perfetto per Pantaleoni. Fa valere la fisicità a largo, il passaggio filtrante. Opara esce basso. Fischia così anche la fine del primo tempo l'arbitro. È 1-0 per la Goldbet. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo con la Goldbet che attaccherà da sinistra verso destra in maglia bianca e risponderà la Roma da destra verso sinistra. Roma sotto di un gol con una Goldbet che ha fatto un primo tempo veramente importante, giocato su livelli veramente di alta qualità. E ora Sterbini prova a dar ritmo alla manovra verticalizzando verso Pantaleoni, ha provato con il petto. È leggermente impreciso il pallone, Tubani ancora il controllo un po' difettoso, ha cercato di allargare tutto, ancora da sinistra e Pantaleoni che arriva sempre prima di tutti. Veramente un'incredibile partita quella del numero 5 della Goldbet. Morezzi è entrato in campo in questo secondo tempo proprio per gestire la gara. Sterbini, dare maggiore equilibrio il centrocampista della Goldbet, sappiamo può giocare in diversi ruoli, una sicurezza sia per esperienza che per qualità, mentre ora viene fischiato un calcio di punizione da posizione veramente molto interessante. Dove sta Tubani? Stanno a dire tutto, Mirko. Ma può cacciare attimino. No, è di buono. Signore, fischia lei, Veramente quasi tutto pronto per questo calcio di punizione. Dalla posizione potrebbe essere proprio Pantaleoni. Tutto pronto per il calcio di punizione. Va Pantaleoni, respinge la barriera, ancora Pantaleoni con il corpo, vuole utilizzare ancora il suo piede delicato per metterla sul secondo palo, dove però non taglia Roversi, veramente di poco, occasione ghiottissima per raddoppiare. La Roma che ora gestisce con la difesa. Lancio profondo, Pantaleoni le prende tutte oggi, poi si ferma, partita strepitosa, gioca verso l'indietro ma il pallone è perso, la Roma può andare in contropiede, la serpentina con il destro che si insacca incredibilmente, Liotti appena entrato fa 1-1.
il gol del pareggio della Roma a sorpresa, veramente dopo un inizio scoppiettante anche in questo secondo tempo della Goldbet, che era partita a 1000 all'ora. È andato proprio Liotti a fare la serpentina nella metà campo avversario, recuperando un pallone vacante e l'ha messa dentro, veramente incredibile il lancio profondo, il colpo di testa ancora dei giocatori in maglia giallo-verde. Tubani vuole la serpentina, è rientrato proprio il numero 7 e questo è fallo di mano da posizione importante, sarà calcio di punizione. Stai sulla palla! Una capanna intorno al direttore di gara, tutti intorno al pallone. Andiamo sulla seconda palla, No, se sono 2 ragazzate fa nulla. Diversi giocatori sul pallone, impossibile capire chi andrà a calciare adesso. C'è Tubani, c'è Morezzi, c'è Sbraglia. Potrebbe essere proprio Morezzi sul tocco di Tubani. Guardalo Seferi! Guardalo! Tutto pronto per il calcio di punizione, andrà Tubani a toccare. Va Morezzi sul palo del portiere, intercettato poi tutto dalla Roma, che riparte dalla destra con Seferi, la serpentina meravigliosa, attacca ancora lo spazio, prova ad allargare tutto, Pantaloni tocca soltanto e da sinistra la Roma utilizza ancora giocando all'indietro senza rischiare troppo, gioca anche con un centrale aggiunto, il lancio in profondità, Sterbini con la testa, il tocco verso Tubani, ancora al palleggio, Sbraglia a centrocampo, può dare ordine, sventaglia verso Roversi che cerca di prendere posizione ma commette fallo. E Roma che può ricominciare a giocare con pochi passaggi ma diretti, tutti in verticale. Pisapia, Seferi e Rossini davanti, ma in questo secondo tempo c'è Liotti che è riuscito a mettere dentro un pallone importante. Ora uno spalla con calcio di punizione fischiata alla Roma. Tubani ha commesso fallo secondo il direttore di gara. Roma che batte rapidamente, allarga tutto da destra, il tiro in porta, deviato molto bene, recuperato facilmente dalla difesa della Goldbet, può avanzare palla al piede, gira facilmente da sinistra, prova la sovrapposizione ancora al terzino che ha perso l'attimo giusto e la Roma può ricominciare a giocare. Pisapia l'aggancia non perfettamente, esce male Sbraglia, che ancora Liotti a portarsene a spasso un paio. C'è Seferi, il gioco di gambe strepitoso, la porta fuori però non riesce a controllare perfettamente, ma tra tecnica e potenza uno dei giocatori più forti di questo torneo, Klaus Seferi. Un vero e proprio fuoriclasse, quello su cui può contare la Roma. Pantaleoni, Sbraglia lascia sfilare verso Sterbini, allargato tutto da sinistra. La Goldbet può continuare a macinare il gioco con la fitta ragnatela di passaggi. Roversi va incontro al pallone, impreciso però verso Maramao, anche lui è entrato. Dare freschezza e imprevedibilità all'attacco della Goldbet. Maramao riesce bene a chiudere, poi prova a girarsi Roversi, il mancino, c'è Morezzi che si tuffa sul pallone con il sinistro, la spedisce fuori. Ritmi che si sono decisamente abbassati in questa fase del match dopo l'1-1 di Liotti. Partita con meno squilli da una parte e dall'altra. Pisapia con il petto verso Macri, vuole il palleggio, viene toccato e sì, così è, sarà calcio di punizione in favore della Roma. Può andare Seferi,
Vale 1 contro 1, salta via un avversario, Klaus Seferi, al centro ci sono 2 giocatori, si ferma Seferi ma è costretto a metterla fuori per un infortunio, un infortunio, vedremo di chi si tratta. È Stefano Carboni a terra che ha subito un colpo, è entrato a sinistra in questo secondo tempo al posto di Garofalo. Sicuramente un giocatore in grado di ricoprire più ruoli, anche lui più difensivo rispetto a Garofalo. La scelta probabilmente era quella di coprirsi un po' di più iniziale, poi la Roma è riuscita a pareggiare. È chiaro che anche con l'ingresso di Maramaulo, con Roversi in campo, 2 punte pesanti, più Morezzi che agisce dietro, il peso offensivo è già considerevole, serve equilibrio prima di tutto in campo. È proprio Carboni che si è ripreso ad andare alla rimessa, può giocare all'indietro, ci pensa e decide di fare la cosa più complicata andando verso Maramao che si tuffa sul pallone ma era in ritardo. La Roma può ancora giocare da sinistra verso Pisapia che sbaglia l'appoggio, ha provato il controllo Roversi, fa sportellate il carro armato della Goldbet, va anche a ringhiare su Macri, il pallone gira da sinistra, Pisapia. La Roma può salire con Klaus Seferi che tocca il pallone in profondità, vuole l'appoggio e ancora l'anticipo da parte di un Carboni straordinario in profondità, ancora verso Roversi. Un batti-ribatti, partita che si sta giocando tutta a centrocampo in questo secondo tempo. C'è Seferi, salta un avversario con facilità, ancora Klaus Seferi, porta a spasso 2 avversari e si porta anche fuori il pallone, però De Bernardo può andare subito alla rimessa veloce, lo fa basso verso Pantaleoni che tocca vicino, sbraglia, ancora il tocco vicino, porta palla a Sterbini, è in verticale il passaggio tra le linee verso Morezzi che viene toccato e sarà calcio di punizione. Batte velocissimo Morezzi da sinistra, c'è la conclusione da parte di Carboni che sorvola il palo, si arrabbia anche Opara, ci vuole più concentrazione da parte dei giocatori della Roma. Viene fischiato anche un time out quando sono passati 38 minuti. Può ricominciare la partita con Manuel Opara. Abbiamo visto imbufalito per l'azione precedente. Va alla rimessa profonda. Liotti la va a controllare Klaus Seferi che scatena un destro smorzato e può andare facilmente De Bernardo a controllare. I Pantaloni lancia profondo, Roversi va incontro al pallone, viene messo giù ma l'arbitro lascia proseguire il gioco, si può sviluppare ancora da destra, ancora a terra Roversi ma si alza in questo istante, c'è Macri all'altezza del centrocampo, la riceve e ha allargato tutto da sinistra dove Pisapia pensa ancora ad allargare il gioco, traversone al centro, sventato da un intervento impetuoso di Sterbini, sempre velenosi i cross che provengono dai piedi di Ugolini, vuole il fraseggio corto, Seferi tiene il pallone là davanti, punta Pantaleoni che lo va a marcare stretto, Seferi se la sposta sul mancino, imprendibile, va addirittura a ripiegare Marco Maramao, Cortese alla rimessa, va a girarsi in un fazzoletto, la conclusione con De Bernardo che blocca in 2 tempi, ha fatto una cosa spaventosa Seferi e De Bernardo lancia rapidamente ancora in profondità, controlla bene ancora la squadra in maglia giallo-verde, Pisapia ammortizza allargando sulla destra, ancora con l'esterno all'interno dell'area di rigore e Liotti colpisce un palo mostruoso, incredibile, occasione per la Roma. Abbiamo smesso! Ha tremato la porta di Sport City con l'occasione più ghiotta di questo secondo tempo. Un palo colpito proprio da Liotti, ma ancora la Roma a sradicare il pallone, il sinistro che entra dentro, incredibilmente la Roma va in vantaggio.
È stato Macri. Dai un po'! Stretti là, stretti! Vai stretti! La Roma ha rimontato incredibilmente una partita dominata nel primo tempo dalla Goldbet, mentre nella seconda frazione di gara si è riaperto tutto, più cinica decisamente la squadra ospite. Ora pallone in verticale verso Roversi, c'è ancora una contesa e possono distendersi ancora con Seferi. Veramente partita incredibile, sta succedendo di tutto proprio in un secondo tempo che era partito più lentamente rispetto ai primi minuti forsennati di un match che avevano visto la Goldbet dominare in lungo e in largo, ma nella ripresa proprio partire dalla scadere della prima frazione di gara è uscita fuori la Roma che ora continua a perseverare dalla destra e guadagna un calcio di punizione. Che ha fatto, ma? Le facce? Vai. In tre sul pallone. Ugolini dalla lunga distanza o Macri da quella posizione, va proprio quest'ultimo con De Bernardo a terra, la palla rimane lì, poi da fuori ancora Macri e l'appoggio verso Pisapia che la tiene in un fazzoletto, prova ad andare via la sua serpentina, ancora la finta con il corpo, va Sterbini a ringhiare, ma il calcio d'angolo è sempre in favore della Roma che batterà 2, c'è vicino Klaus Seferi pronto a tenere la sfera che la fa carambolare al centro e l'anticipa ancora impetuoso da parte di Pisapia, controllo col sinistro, lo scarico col destro e la Roma è già sul 3-1. Non è finita, Incredibile 1-2 della Roma che ha lasciato sfogare la Goldbet nella prima frazione di gara e in questi minuti sta facendo tremare Sport City. Senza fallo! L'impressione è che la Goldbet abbia perso alcuni equilibri nella ripresa, cosa che è riuscita meglio nella prima frazione di gara. Vai stretto, sali, Lio, sali! Sterbini, il tocco è centrale ma perde anche questo possesso. Da destra può scatenarsi ancora la Roma, Seferi va all'1 contro 1, va via, sarà calcio di punizione. Solito mucchio intorno al pallone. Rincorsa poderosa quella di Ugolini, prende con tutto il corpo lo spazio per andare a calciare, probabilmente di esterno destro, se non per passare vicino. Va proprio Ugolini potente al centro, rimpallato da un compagno però. Goldbet che ha abbassato i ritmi in questa fase, la Roma che sta avvolgendo totalmente la difesa in maglia bianca, Seferi nel fazzoletto, prova ad andare via. Sarà rimesso laterale sempre in favore della Roma, che batte corto, Pisapia. Liotti, tutto nello stretto, ancora con Liotti, c'è Seferi largo, palla alzata di testa, sempre Seferi, ancora calcio d'angolo. Traversone al centro, anzi sul secondo palo, la svirgolata con Pantaleoni che sbroglia una situazione complicata, Maramao in ritardo, andare a recuperare la sfera da quella parte, viene fischiato un calcio di punizione.
Magri, chi non calcia qua al limite. Il solo Pisapia sul punto di battuta, pronto ad andare con il sinistro, va potente al centro. Non c'è nessuno però a raccogliere l'invito del numero 3 della Roma. Sarà rimessa dal fondo. Ancora nello stretto, prova a fare tutto da solo, andare via nello stretto Tubani, viene chiuso e può andare alla Roma a scatenarsi con Seferi, torna proprio Tubani di forza, Seferi ad arpionare, poi Pantaleoni. Alza il pallone verso Roversi, la sponda di testa verso Maramao che fa il taglio offensivo, poi si ferma. E la Roma va ancora all'impostazione, sbagliando tutto, Pantaleoni riesce a recuperare una sfera una volta, ma persevera ancora Pisapia e ha la meglio, largo tutto verso Liotti, va l'1 contro 1, c'è anche la sovrapposizione di Magri vicino e il traversone al centro con il sinistro, si porta lo stesso Liotti il pallone fuori, può ripartire Di Bernardo alla rimessa, ultimi disperati minuti per la Goldbet, è necessario buttare il pallone in mezzo, si può fare già con due attaccanti, Maramao e Roversi. Ma è la Roma che ora ha il predominio territoriale. Maramao sfrutta un'indecisione del centrocampo della Roma e da sinistra si sviluppa ancora un'azione con la conclusione di Tubani che finisce fuori. Facile, facile. Questo freddo posso giocare. Dici? I piedi gelati. Ho messo tipo mezz'ora. Ma tu finì la partita per poi farti pure. Finì la partita. Si porto io perché porto io, se so io perché so Te li cazzi tu, te. No, come il venerdì la fanno, bravo. Dopo qualche protesta si può ricominciare da Manu Opara che è pronto alla rimessa profonda. Ancora un altro colpo di testa con il pallone conteso, è una gara che si è accesa negli ultimi minuti per qualche episodio. C'è la rimessa ancora profonda con Pantaleoni che commette fallo su Liotti. Batte velocemente centrale, al destro Ugolini che finisce alto. Danno proprio fastidio, io perdo uguale, mi danno fastidio, non li voglio vedere. Io con questi non ci gioco più proprio. Questo testa di cazzo, io non ci gioco proprio più, testa di cazzo. Pantaleoni, allargato tutto. Cazzo, ma non facciano niente? Lancio profondo verso Roversi, la sponda di testa, Maramao va a tagliare, ancora profondo. Sbraglia, è riuscito a tenerla in campo poi con una rincorsa a Roversi.
Ancora la Goldbet in possesso, sviluppare la manovra da sinistra, il traversone al centro, finisce però sul fondo. Hanno lasciato così sfilare il pallone. Sarà Opara con la rimessa profonda, Morizzi va a rincorrere la sfera e anticipa di netto Seferi, che era andato incontro al pallone. Ancora rimessa profonda verso Pisapia. La stop e la tiene lì, manca pochissimo alla fine della partita. La Roma che sta gestendo un colpo di tacco meraviglioso. Seferi ancora profondo, esce basso De Bernardo. La mette in rimessa laterale. 3 minuti di recupero. 3 minuti di speranza per la Goldbet. Qui serve disperatamente un gol per riaprire questo match. Pantaleoni. La porta avanti, il tocco sbraglia, va a carambolare il pallone verso Roversi che di sponda oggi le ha prese tutte, il palleggio con il sinistro che finisce alto. Tentato Tubani. Opara va verso Pisapia. La mette giù, il passaggio all'indietro e palla spazzata lontano. Il colpo di testa con Sbraglia che lascia sfilare Tubani, va l'1 contro 1, chiuso anche lui. Può svilupparsi un'altra manovra da quella parte, va a tenere il pallone lì Seferi, con Morizzi che lo attacca e commette fallo. Macri e Pisapia sul pallone. Il tocco per Pisapia con il sinistro in tuffo De Bernardo. Ancora pallone carambolato all'interno dell'area di rigore, lo stop con il petto, con la spalla. Grandissimo controllo. Parte di Carboni, il lancio è profondo verso Roversi, spinge forse un po' il centrale della Roma. Sbraglia, si tuffa sul pallone, prova l'anticipo Macri, Seferi con l'esterno sinistro, giocata strepitosa, ancora palla per Seferi che se la porta fuori. Quest'oggi in fase di controllo palla ha sbagliato qualcosa di più del solito, ed è una novità rispetto a quello a cui ci ha abituato Klaus Seferi. E intanto da sinistra le ultime battute, la Roma prova a tenere la sfera lì, la Pisapia la regala a Carboni che lancia in profondità verso Roversi, la difende Maramauce sul secondo palo, ancora l'anticipo del centrale della Roma e poi Pisapia, mancano pochissimi secondi, cambia totalmente gioco, l'aggancio strepitoso di Seferi che va via in un fazzoletto, si rialza, va ancora via e viene chiuso all'ultimo secondo. Arbitro che fischia la fine del match, la Roma Calcio 8 Green Club vince 3-1, una partita bellissima nel primo tempo, domina la Goldbet, nella ripresa la Roma vince e si porta a quota 21 punti in classifica.